Buona domenica, siamo alla trasmissione speciale TG, la trasmissione del 13 TV, voluta dal direttore del 13 TV, Gigi Di Meo. È una trasmissione dedicata ai rapporti tra gli stati, ma ai rapporti tra gli stati e le loro popolazioni, la geopolitica. La geopolitica è anche umana, si fa anche con l'identità collettive, con l'identità dei popoli e con l'identità delle patrie e delle piccole patrie, delle Heimat. E oggi parleremo della giornata delle Forze Armate del 4 novembre, celebrata a Paluzza in un modo straordinario, cioè con la riabilitazione di due dei quattro alpini fucilati a Cercivento che non meritavano questa fucilazione, che sono stati riabilitati nel proprio onore. Lo facciamo con Don Tarcisio Puntel, il parroco che ha celebrato la messa nella chiesa di San Giacomo a Paluzza. Poi lo facciamo col sindaco Luca Scrignano, sindaco di Paluzza, con Pietro Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, che ha fatto primo firmatario di una legge per la riabilitazione dei quattro fusilati o di tutti i fucilati nella prima guerra mondiale, nella regione Friuli Venezia Giulia. Ma poi lo faremo soprattutto con Mario Flora, che dal 1988 ha combattuto come pronipote di Silvio Gaetano Ortis per la riabilitazione di Silvio Gaetano Ortis e degli altri tre fucilati a Cercivento. Silvio Gaetano Ortis, che è stato anche decorato nella prima guerra mondiale, non nella prima guerra mondiale, scusate, nella guerra in Libia pochi anni prima, e quindi decorato al valor militare, quindi ecco che non meritava la condanna per insubordinazione, per ribellione. Tant'è vero che egli non era, e anche gli altri alpini non erano nella baracca che pare si rifiutò di uscire per andare all'assalto, ma semplicemente avevano indicato come persone del luogo un percorso sul Palpiccolo con gli scarpezzi per aggirare la mitragliatrice che aveva fatto strage nei precedenti assalti. E quindi ecco che questi quattro alpini sono meritevoli di aver salvato il battaglione che è stato mandato a terra, diciamo, dalle montagne, e non è stato fatto combattere, ed è stato salvato dalla sicura morte per un comando illegittimo. Un'inutile strage avrebbe creato un comandante che peraltro pare non facesse neanche gli assalti con la truppa come invece si faceva nella prima guerra mondiale. Bene, allora partiamo subito con la condivisione dello schermo e partiamo proprio dalle parole del parroco che nella messa ha ricordato tutti i caduti della, della guerra. Ecco, vediamo, no, non è questo che dobbiamo un attimo di nuovo, andiamo, ecco, alla condivisione anche dell'audio ed eccoci che quindi facciamo partire Don Tarcisio Puntel che ricorda i caduti. Ma non l'avevo guardato con tanta attenzione come questa volta. Sono rimasto inorridito a vedere tutti quei nomi nel nostro piccolo comune. Ma quanta gente è morta nel nostro piccolo comune e nelle guerre per colpa della mano degli uomini. Quanta stupidità nel volere assolutamente queste guerre che si continuano a combattere anche oggi, quelle che non sono ricordate, che sono più terribili, quelle che stanno succedendo in questo momento nel Darfur, nel Sudan, dove a El Fasher stanno facendo fuori tutta la gente, bambini, vecchi, donne, tutti. L'uomo è impazzito, perché la guerra è sempre una pazzia. Siamo qui a invocare il Signore che ci aiuti ad avere sentimenti di pace, che ci aiuti a essere più umani,
Questo dobbiamo regare, ricordando tutti quei fratelli che sono morti appunto durante quelle terribili guerre che noi abbiamo avuto la fortuna di non conoscere. Beh, qualcuno forse è nato un po' prima, ha visto un po' la seconda guerra mondiale, quelli come me non l'hanno visto, è una grande, grande fortuna. Non sappiamo quello che succederà per i vostri figli, i vostri nipoti, speriamo bene, ecco. Preghiamo il Signore per la pace, chiediamo perdono di tutte le nostre colpe. Confesso. Ecco, abbiamo interrotto ovviamente perché adesso iniziava una fase della messa, però poi oltre, vedete, agli alpini ci sono le portatrici carniche e infatti poi ci sarà la preghiera dell'alpino. Onore di leggere la preghiera che ogni anno leggiamo in occasione di questa cerimonia. Abbiamo scelto come ogni anno una preghiera tra tante preghiere di soldati morti e anche di soldati e soldati vivi che hanno scritto la poesia. Ecco, questa è la storia di un soldato che noi oggi leggiamo in onore a tutti quelli che durante tutte le guerre, durante tutti i conflitti, hanno dato la loro vita. Rappresentanze quindi preghiera del soldato. Io sono stato quello che gli altri non volevano essere. Io sono andato dove gli altri non volevano andare. Io ho portato a termine quello che gli altri non volevano fare. Io non ho preteso mai niente da quelli che non danno mai nulla. Con rabbia ho accettato di essere marginato, come se avessi commesso uno sbaglio. Ho visto il volto del terrore, ho sentito il freddo morso della paura, ho gioito per il dolce gusto di un momento d'amore. Ho pianto, sofferto e ho sperato, ma più di tutto ho vissuto quei momenti che gli altri dicono sia meglio dimenticare. Quando giungerà la mia ora, agli altri potrò dire che sono orgoglioso per tutto quello che sono stato. Un soldato. Riposo. Ecco, abbiamo visto quindi anche la rappresentanza ufficiale, diciamo, degli alpini partecipare a questa cerimonia. Istoria ha partecipato ad altre cerimonie, per esempio a Cercivento, ma in quel caso ci fu una rappresentanza solo degli alpini dell'ANA con il gagliardetto a mezz'asta, diciamo, ma non ci furono rappresentanze ufficiali. Anche quando dovevamo dire la messa c'era Don di Piazza che veniva a dire la messa e ci fu, diciamo, l'organizzazione passava attraverso il sindaco De Alti di Cercivento e Renato Garibaldi, discendente della famiglia Garibaldi. Io ho scoperto, grazie a Mario Flora, di essere pronipote, mio bisnonno si chiamava Giacomo Ortis ed ero pronipote anch'io diretto di Silvio Gaetano Ortis e ho iniziato a occuparmi di questo tema senza sapere 10-15 anni prima, perché in famiglia nessuno aveva parlato di questo argomento, e quindi 15 anni prima di sapere da Mario Flora che era Silvio Gaetano Ortis, un mio parente diretto. Questa è la processione dalla chiesa di San Giacomo alla stele dei caduti nella prima guerra mondiale e l'inizio delle cerimonie. Vedete gli alpini, la protezione civile, le portatrici carniche, il parroco Don Puntel e poi anche la rappresentanza delle scuole, diciamo, dei bambini che poi leggeranno
delle poesie, ma che non inquadreremo per rispettare la loro, diciamo, è comunque un evento pubblico e quindi hanno partecipato come alunni della scuola e quindi è possibile quella piccola immagine che è passata, ma non abbiamo fatto di più. E ora passiamo a un altro momento molto importante, la restituzione dell'onore ad opera del sindaco Luca Scrignano. Ecco, qui è il vice sindaco che parla, ha una voce bassa, vedete qui c'è Mario Flora, qui c'è il sindaco, fra poco inizierà a parlare il sindaco e il sindaco qui c'è Pietro Mauro Zanini, ecco il sindaco inizia a parlare, ha una voce stentoria e si sentirà. Egregi Presidente Zanin, Professor Zanini, onorevoli Corleone, Carpenedo e Moro, consigliere regionale Mentil, sindaci, assessore alla comunità di montagna Flosner, amministratrici e amministratori Don Tarcisio Punter, autorità militari, rappresentanti delle associazioni, alunne e alunni, cittadine e cittadini tutti. È con profonda commozione che vi porto i saluti dell'amministrazione comunale di Paluzza. Il 4 novembre è il giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate ed è tale poiché commemora la conclusione della prima guerra mondiale per il nostro paese. Furono oltre 3 anni di conflitto combattuto duramente anche nelle nostre terre, sulle nostre montagne, che coinvolse direttamente la vita delle nostre genti. Rappresenta una giornata importante per tutta l'Italia, importantissima per la nostra terra. Le montagne, i paesi, le strade, le chiese, i luoghi che oggi quotidianamente frequentiamo furono luoghi di tragedia e di morte. Tragedia quale quella che riguardò i 4 soldati fucilati a Cercivento, con un'evidente differenza. Essi non morirono per mano nemica, morirono per mano della stessa patria che difendevano. Fucilazione per l'esempio. Unire con la fucilazione chi osava obbedire a un comando, disobbedire a un comando, anche nel caso in cui la disobbedienza fosse per evidente maggiore conoscenza delle condizioni, dei luoghi, anche per l'uso della ragione. Par che il vizio antico canion si pensava, cantava Giorgio Perigo. Così si intendeva dare l'esempio: obbedisci o sei punito con la morte. Ci toccò ai 4 alpini Silvio Gaetano Ortis, Basilio Matis, Giovanni Battista Coradazzi e Angelo Massaro. L'estrema concezione dell'obbedienza e della subordinazione che porta all'estrema conseguenza rispetto alle forme di repressione del dissenso. La storia fortunatamente ha insegnato a noi invece che il dissenso è la forma più nobile di patriottismo, usando le parole di Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti d'America. È l'espressione dell'interesse per il bene comune. Ogni giorno, oggi più che mai, va compiuto lo sforzo di ricordarlo. È un paese strano l'Italia, un paese che ha sempre dimostrato di far fatica a fare i conti con la sua storia e con le sue vicende. È un paese che, permettetemi di dire, ha sempre peccato della mancanza di coraggio, del coraggio necessario per assumersi le proprie responsabilità, di fare i conti con se stesso. Che guardate, non sono responsabilità personali, sono responsabilità collettive, responsabilità civili, responsabilità politiche. Come dovrebbe essere quella responsabilità civile e politica che riguarda questo caso e che non potrà che portare alla completa riabilitazione dei 4 alpini della 109esima compagnia del battaglione Monte Ardenti. Riabilitazione che non è ancora avvenuta da parte dello Stato. Riabilitazione che invece ha disposto la Regione Friuli Venezia Giulia attraverso la legge numero 7 del 2021. Ringrazio per aver voluto essere qui oggi il primo firmatario di quella legge regionale, Presidente del Consiglio regionale durante la 12ª legislatura, Pietro Mauro Zanini. Quella di oggi non è quindi solamente una giornata storica per il comune di Paluzza, per la sua storia recente e per le sue genti. È, e voglio esplicitarlo e ribadirlo, un preciso atto politico, civile e morale. Introdurre i nomi dei 2 cittadini del comune di Paluzza fucilati a Cercivento all'interno del monumento ai caduti comunale significa dare a quei caduti la stessa dignità di tutti gli altri.
sono caduti di guerra. Non può non avere questo significato e non può che partire da qui una nuova richiesta alle Camere per riprendere l'iter di approvazione di una legge che riabiliti e torni a dare la dovuta dignità a Silvio Gaetano Ortis, Basilio Massimo, Giovanni Battista Coradanzi e Angelo Mazzarri. Richiesta che assieme a alcuni risarcimento, e lo dico anche a nome per conto del sindaco qui presente, invieremo ai parlamentari del Friuli Venezia Giulia. Ai nostri alunni e alle nostre alunne l'invito ad avere sempre cura del dissenso, ad avere sempre cura per chi si trova in minoranza, ad avere il rispetto per le istituzioni, ma a guardare sempre con un occhio di riguardo a chi la pensa contrariamente alla maggioranza, perché maggioranza non significa giustizia. Permettetemi in conclusione di nominare alcune persone. In primis il vice sindaco del comune di Paluzza, Fabrizio Dorbolò, per aver lavorato all'organizzazione di questo momento. All'onorevole Franco Corleone, che tanto si è speso nei periodi di suoi incarichi istituzionali e successivamente per questa causa. Il Consiglio regionale della 12ª legislatura tutto, che ha votato all'unanimità la legge regionale numero 7 del 2021. Le amministrazioni comunali che si sono succedute a Cercivento dal 96 in poi, nelle figure dei sindaci Edimiro Della Pietra, Dario De Alti, Luca Boschetti, Walter Fracas e oggi Enrico Della Pietra, per aver tenuto costantemente attiva la memoria negli ultimi decenni. Un saluto e un ringraziamento ai familiari per aver portato questo peso in tutti questi anni. Infine, appositamente per ultimo, Mario Flora, nipote dell'alpino Silvio Gaetano Ortis. Se non fosse stato per il suo imperituro lavoro, per il continuo sforzo nel diffondere questa vicenda, per la determinazione e la convinzione nel voler ridare dignità a queste 4 persone, oggi non saremmo qui. Molti di noi non conoscerebbero questa tragica pagina dell'Italia, questa vicenda sarebbe ancora nell'oblio, non avremo una legge regionale e domani i nomi di Silvio Gaetano Ortis e Basilio Matic non sarebbero presenti in questo momento. È un impegno, Mario, che mi prendo a nome di tutta l'amministrazione comunale di Paluzza, quello di stimolare i parlamentari del Friuli Venezia Giulia a riavviare l'iter del disegno di legge per la riabilitazione e la restituzione dell'onore ai fucilati per l'esempio. Grazie a tutte e tutti per aver partecipato così numerosi. Ecco, adesso passiamo al primo firmatario. Della legge 7/2021 sulla riabilitazione storica e restituzione all'onore. Pietro Mauro Zanin. Sindaco, per le tue parole, per te saluto gli altri tuoi colleghi, il Censimento, saluto tutte le autorità presenti, un saluto alle portatrici carniche, come dice il mio amico Franco Corleone, primo esempio di emancipazione femminile in quella Carnia che è stata la prima dopo la dittatura a prevedere il suffragio universale, il voto alle donne, quindi vuol dire siamo una terra che porti i valori civili e di richiami morali. Oggi credo siamo qui a testimoniare un profondo senso di giustizia, perché dopo tanti anni nel quale le istituzioni hanno dimenticato il sacrificio di questi 4 soldati che sono i primi di una lunghissima serie, si parla di oltre 750 che furono fucilati per l'esempio, alcuni perché non si tolsero il sigaro dalla bocca quando passò il generale e fu passato per le armi, altri come i nostri soldati perché erano profondamente legati al territorio e sapevano che gli ordini devono avere un valore dal punto di vista della loro esecuzione. E gli ordini che furono impartiti di assaltare la postazione austriaca erano ordini che non potevano essere eseguiti, erano ordini che li avrebbero portati alla morte perché loro conoscevano le loro montagne. E per capire profondamente qual era la situazione, quando abbiamo presentato la legge, io sono salito sul Tellone. Siamo saliti fin lassù con una delegazione del Consiglio regionale
proprio perché non ci fosse dubbio che quella fu una esecuzione per l'esempio, una sopraffazione del potere su coloro che invece erano lì a svolgere un ruolo che la storia gli aveva consegnato, che era quella di essere soldati. Allora dicevo, lo diceva prima Monsignor Putelli, e nella lettura, nel Vangelo c'è scritto la sete di giustizia, beato chi avrà sete di giustizia perché riuscirà in qualche modo a essere soddisfatto. E credo che questa legge che noi abbiamo portato è frutto della giustizia, cioè frutto di quel senso che la gente comune a Cercivento, in quella notte, in quelle giornate in cui ci fu il processo e poi la fucilazione, sentivano che si stava perpetuando un senso di ingiustizia. C'è benissimo, molti hanno scritto, Diego Carpenedo, libri, ci sono delle pubblicazioni dove c'era quella ragazzina che stava andando al lavoro col papà e che incrociò il carro che portò dalla chiesa di Cercivento alla zona dove furono fucilati 4 soldati, e dice che sembravano anime del purgatorio. Quel senso lì ha mantenuto viva insieme ai familiari per tanti anni il ricordo di queste persone, nell'arroganza delle istituzioni che si sono dimenticate. E perché si sono dimenticate le istituzioni di questo? Perché il senso di giustizia, quando c'è un errore, già noi facciamo difficoltà ad ammettere i nostri errori, figurarsi le istituzioni che difficoltà fanno ad ammettere i loro errori. C'è l'arroganza, c'è in qualche modo la debolezza, ed è una sconfitta quella, perché se noi riconosciamo il senso di giustizia, se le istituzioni seguono quello che è il senso naturale dell'uomo che cerca la giustizia, noi diventiamo referenti umani, diventiamo in qualche modo esseri che interpretano il bisogno profondo delle nostre persone. Allora tanti anni questo senso di giustizia è stato ricordato dalla famiglia, dalle persone comuni, da chi aveva capito che in quella notte, in quei giorni, c'era stata una ingiustizia. E molti sono stati tentativi per far sì che questa ingiustizia fosse in qualche modo riconosciuta dallo Stato. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, l'ha riconosciuto. Altri paesi, la Gran Bretagna, la Francia, l'hanno riconosciuto che la guerra, perché riconoscere lo sbaglio vuol dire riconoscere che la guerra è disumana, la guerra è sempre disumana, e se noi non riusciamo a mantenere almeno un lacerto di giustizia per renderla in qualche modo sopportabile, diventa insopportabile ancor di più quando lo fa l'istituzione. E allora umilmente, avendo conosciuto questa storia, avendo percorso quei sentieri fino a Cellon, per cui era palese che quella non era un'insubordinazione, ma era un consiglio che i conoscitori del territorio davano perché quell'evento non fosse disumano, perché il problema era quello, l'ordine non poteva essere in qualche modo discusso perché era l'ordine dell'autorità ancorché esso fosse impraticabile. E lo diceva il dissenso, lo diceva il sindaco, è la forza di far capire che noi siamo esseri senzienti a prescindere dalla gerarchia che abbiamo. La dignità dell'uomo è una dignità perché deriva dal suo essere, deriva dalla sua condizione, e va rispettata, e l'autorità che la rispetta è l'autorità che viene riconosciuta, perché se non la rispetta l'autorità non viene riconosciuta. E allora abbiamo fatto questa legge. Ringrazio Luca Moschetti, che insieme, lo vedo lì, che insieme a me ha fatto sì che il Consiglio regionale in quel periodo facesse un'assunzione di responsabilità e assumesse su di sé anche lo sbaglio di quell'autorità. Approvando la legge, l'autorità del Consiglio regionale ha assunto su di sé la responsabilità di quell'errore e ha cercato in qualche modo di porvi rimedio, ma non perché era necessario che lo facesse l'autorità, ma perché era necessario che venisse data giustizia a quegli uomini, e che quegli uomini rappresentavano un fulgore, un esempio di quello che era il rapporto che doveva esserci tra un territorio, tra una comunità, tra un insieme di persone. Sono contento perché la prima legge regionale che è stata fatta, subito dopo è stata fatta un'altra alcuni mesi fa nella regione Veneto, quindi si è smosso un altro percorso che faccia sì che questi 750 finalmente
possano essere chiamati, lo dico ai bambini, i nostri fratelli, persone che sono al nostro fianco, al fianco anche degli eroi che sono stati giustamente ricordati da questo Stato, ma anche questi sono eroi, perché hanno sentenziato in qualche modo l'autonomia del dissenso delle persone che in qualche modo capiscono e interpretano. L'augurio qual è? È stata posta anche una lapide al Vittoriano a Roma a ricordo di questi fucilati per l'esempio. Io credo che insomma, questo percorso, la vostra iniziativa oggi, caro vice sindaco, caro sindaco, che fa sì che questi uomini siano qui, siano a esempio e a ricordo di come dovremmo essere noi, della dignità che loro hanno rappresentato e che ci testimoniano alle nuove generazioni soprattutto, fa sì che questa restituzione oggi proprio storica, voglio dire, è inserita in un percorso che rimarrà nella storia di questo territorio, di questa regione, io credo di questo paese, fa sì che questi uomini oggi che sono qui, lo diceva prima il Cavalier Flora venendo, possano sentire quel suono delle campane che li accoglieranno, li accompagneranno, perché sono qui le campane della loro chiesa che hanno rappresentato per loro la comunità e il territorio. E l'augurio che quel suono di campane possa essere sentito da tutti i 750 ingiustamente fucilati e che lo Stato abbia finalmente il coraggio di ammettere i propri errori se vuole essere uno Stato che venga riconosciuto. Ecco adesso il momento più importante per certi versi, perché parla Mario Flora, pronipote di Silvio Gaetano Ortis, il più alto in grado. Grazie, bellissime parole. Ora un momento sicuramente emozionante e anche storico, e io chiedo a Mario Flora, pronipote di Silvio Gaetano Ortis, di portare la sua testimonianza politica. Contro tutti è riuscito a portare avanti questo tema Mario Flora. Sono un pronipote di Ortis Gaetano Silvio, uno dei 4 alpini fucilati a Cercivito il 1 luglio 1916. Voglio ricordare per l'ennesima volta che onore, giustizia e verità mi hanno sorretto in questi ultimi lunghissimi anni a reclamare instancabilmente giustizia per i 4 alpini innocenti fucilati da mano amica. Ricordo anche che la mia personale battaglia dura ormai da 37 anni circa, durante i quali sono accaduti diversi fatti e concretizzati diversi atteggiamenti riguardo a questo problema. Anzitutto voglio ricordare che lo storico professor Giorgio Rochat, ex ufficiale degli alpini nella prefazione del libro La fucilazione sommaria della Prima Guerra Mondiale di Marco Pluviano e di Irene Guerini, atto edito da Paolo Gaspari di Udine, conferma che le guerre presentano un'infinita serie di errori, ma uno degli aspetti più sconvolgenti della guerra 15-18 riguarda la repressione interna agli eserciti, in particolare la fucilazione dei soldati. Dall'estratto della sentenza di condanna in mio possesso del Tribunale straordinario di guerra, convocato a Cercivito dal tenente generale, grande ufficiale nobile Michele Saladar, comandante della 26esima divisione, 12esimo corpo d'armata, gli 80 alpini della 109esima compagnia, si rileva che i 4 alpini sono stati processati e condannati alla pena capitale mediante fucilazione al petto per i seguenti motivi. Primo, che la sera del 23 giugno ultimo scorso, verso le ore 20:30, nella posizione delle Zellenhofen, tutti i suddetti imputati a sanzione fatta dei graduati di cui è il numero 1 o 12, riuniti in una baracca, si sono rifiutati con grida e clamori, essendo sotto le armi di ubbidire alla prima intimazione di un superiore sottotenente che per ordine del capitano comandante della 109esima compagnia proponeva loro di uscire dalla baracca per iniziare un'operazione di guerra. 2. Che i graduati di cui è il numero 1 o 12, pur non essendo nella baracca, hanno dimostrato col loro contegno di essere in massima a conoscenza del suddetto movimento di rivolta e di averlo promesso o promosso in antecedenza o assecondato all'atto dell'esecuzione. 3. Che è risultato essere di concerto preventivo con tutti gli attributi del concerto della rivolta per il numero dei colpevoli e per la qualità del reato. Dal primo e secondo motivo dei capi di accusa si rileva che mio zio, caporal maggiore Ortis Gaetano
Gaetano Silvio non faceva parte del gruppo degli alpini, dimostrando perciò si ritiene che sia stato fucilato, per esempio voluto dal tribunale straordinario convocato nella chiesa di San Martino di Cercivento, per una severa repressione e salutare esemplarietà, stabilita dal circolare numero 1 del generale Luigi Cadorna, rileggendo i capi d'accusa, sembra che siano stati estratti dal mucchio per colpa di testimoni compiacenti che li hanno identificati e qualificati agenti principali del reato di rivolta di cui l'articolo 114 del codice procedure militare di guerra. Dalla monografia storica di Giampaolo Leschiutta risulta invece che i superstiti della ex 109esima compagnia alpini Montervenis al termine del conflitto hanno riferito come i fatti sono realmente avvenuti. 2. Primo, Albino Dassi, testimonianza raccolta a Casali di Cercivento in data 9/9/71. Gli alpini dicevano al sottotenente Ferro del secondo plotone: sì, signor tenente, siamo pronti, ma cerchiamo la via migliore. Siamo disposti ad andare come si fa a salire qui, è impossibile. Guardando la cresta antistante prima di Canaloni. Chi ha detto che non vogliamo andare? Siamo pronti, ma aspettiamo il rinforzo. Telefonando al capitano Cioffi, il tenente riferisce che i soldati sono pronti, ma urlando: dove sono quei vigliacchi che non vogliono andare? Pietro Bosch, testimonianza raccolta il 6/9/71. Il capitano Cioffi, Armando, comandante della compagnia Montervenis, fu la causa di tutto e non si è mai visto in trincea. Lo stesso Cioffi sull'altopiano di Asiago, nei pressi del Monte Chiesa, pochi mesi dopo fu ucciso dagli stessi alpini e avevano saputo dei fatti di Cercivento. Ferito a morte, fu raccolto da me con una lettiga e poi trasferito in un ospedale da campo, dove poi morì. A conferma di quanto sopra, dalla testimonianza scritta in data 14/3/98 dal signor Castella Egidio di Pieve di Teco, Imperia, carabiniere in pensione, pluridecorato, ricorda che suo padre, classe 1888, ex alpino del battaglione Pieve di Teco, raccontava che il dramma dei 4 alpini fucilati a Cercivento da uomini capaci e suggeritori, solo per questo sono stati accusati di un grave reato. Dal rapporto del capitano Cioffi Armando, con l'appoggio dell'allora 114 codice penale militare di guerra, da innocenti furono portati all'esecuzione. L'eco della fucilazione dei 4 alpini corse lungo tutto il fronte, suscitando sdegno fra i combattenti. Il capitano Cioffi Armando, poco tempo dopo, fu ucciso dagli stessi alpini. Questo ricordo struggente, rievocato più volte dai componenti del battaglione Pieve di Teco, mi umilia da cittadino e da carabiniere in pensione e da comandante partigiano mi fa vergognare. Come sottolineato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al convegno sui fucilati tenuto al Marat di Rovereto nell'anno 2015, 99 anni dopo la loro fucilazione sono ancora ignorati, dimenticati, perfino nelle lapidi dei monumenti ai caduti. In data 10 dicembre 1995, nella sala consigliare del municipio di Cercivento, è stata presentata una monografia storica dal titolo Sameaving Animis del Purgatorio, a cura di Giampaolo Leschiutta, riguarda la vicenda storica dei 4 alpini fucilati. In tale monografia, a pagina 41, si evidenzia chiaramente che i 4 alpini fucilati non facevano parte del gruppo incriminato, trovandosi in un'altra baracca al momento della rivolta. Per quanto anticipato, lo scopo di questo mio lunghissimo e accidentato iter burocratico è sempre stato quello di recuperare la dignità del mio prozio Ortis Gaetano Silvio, di Naunino di Paluzza, per restituirgli l'onore di cui era stato tragicamente privato, senza dimenticare i consorti. Che in data 30 giugno 1996, presso il cimitero di Cercivento, è stato scoperto e benedetto un ceppo lapideo unico in Italia e in Europa, a ricordo della fucilazione di 4 alpini della 109esima compagnia Montervenis, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Che in data 9 novembre 1998 il Corriere della Sera ha pubblicato che tra chi vuole restituire l'onore
perduto a coloro che si ribellarono, si è posto anche il neo-ministro della difesa italiana, Carlo Scognamiglio, il quale dichiara che i nostri fucilati non furono meno eroici dei commilitoni caduti in combattimento e che i veri colpevoli furono i comandanti che tentavano di nascondere la loro incapacità. In seguito i giudici della Corte Costituzionale, con sentenza 391, depositata il 13 luglio 2000, hanno approvato l'abrogazione della normativa riguardante le presunzioni legislative concernenti valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza, riferibili alla damnatio memoria. Infine, il 14 ottobre 2004, la Giunta Comunale del Comune di Paluzza ha approvato l'intitolazione di una via del paese alla memoria dei due alpini, Ortis Gaetano Silvio e Matis Basilio, per cui ha di fatto riabilitato l'onore del mio prozio Ortis Gaetano Silvio e Matis Basilio, ribadendo che la storia rivendica la sua verità, quella vera, che l'intitolazione di una via anaunina e della piazza antistante al campo sportivo di Mau costituisce un giusto atto di riconoscimento e alle due giovani vittime strappate sul fior della gioventù. Certamente il sottoscritto 25 anni, a 25 anni è stato generale di tutti coloro che furono processati e fucilato. Anche se onestamente quella guerra fu voluta dai ricchi e combattuta dai poveri. Tuttavia occorre avere coraggio di affrontare la revisione di taluni processi e di ristabilire la verità storica almeno di quegli episodi che presentano, come quello del mio congiunto, notevoli ombre e ambiguità oltre che interessate reticenze. Nel 107° anniversario di quella durissima vittoria occorre tagliare corto con l'ipocrisia ufficiale e chiamare le cose per nome, anche a costo di rischiare di risfiorare certi santuari della retorica e del patriottismo parolare, in armonia col dettato della Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico e con le norme fondamentali della Repubblica Italiana. Il Consiglio regionale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, l'iniziativa ha approvato la legge regionale numero 7, pubblicata sul BUR numero 22 del 28/5/2021, che prevede nell'ambito del territorio regionale il recupero dell'onore perduto dei 4 alpini fucilati a causa dei noti fatti del Celon, Alpi Carniche, nonché la conclusione degli effetti della damnatio memoria, cioè l'onta del disonore. Ci è voluto più di un secolo per cancellare gli effetti laceranti della damnatio memoria, calata anche sui parenti superstiti, con la condanna a morte dei 4 alpini eseguita dai Regi Carabinieri alle ore 4:58 del 1 luglio 1916, dietro il cimitero di Cerceveno. Con la stessa legge regionale è stato inoltre previsto il recupero della memoria perduta, compresa la riabilitazione ufficiale di tutti gli militari caduti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia durante la Prima Guerra Mondiale 14-18 e la consegna agli eredi superstiti dei 4 alpini fucilati e della medaglia a ricordo della cerimonia da parte del Presidente del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, professor Mauro Zanin, alla presenza di un drappello alpini in armi dei sindaci e dei tutti i cittadini intervenuti alla cerimonia. In conclusione, seppur in ritardo, anche il Comune di Paluzza, comune della Carnia, paese di origine dei 2 alpini fucilati innocenti, che finora avevano avuto silenzio e disprezzo. Anche i loro nomi verranno iscritti sulla lapide del monumento in San Giacomo, dove è dedicato a tutti i caduti di tutte le guerre, grazie all'attivo intervento dell'attuale vice sindaco Fabrizio Gorbolò, al quale rivolgo un plauso e ringraziamento per l'impegno profuso. Ricordo che anche il 28 ottobre 2021 è stata scoperta analoga lapide nel Vittoriano in Roma. I soldati fucilati in ricorrenza del 200° della traslazione della salma del Milite Ignoto all'altare della patria, che rende il gesto altamente simbolico, come comunicato dalla senatrice Tatiana Roici. Infine voglio ringraziare il defunto il dottor Alfio Inglaro, unitamente alla locale televisione VTC, che per avermi sostenuto in questa battaglia, nonché tutti i partecipanti all'odierna cerimonia.
E così si conclude questa prima parte di Specialty CTG. Ci vediamo fra qualche secondo, dura pochissimo la pausa pubblicitaria.